L'occasione della presenza del sindaco Firetto alla mattinata di studio organizzata dall'Ordine degli Architetti è servita anche a noi per interrogarlo sulla proposta di candidare Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2020. La candidatura è stata da lui lanciata durante la trasmissione Inviato Speciale di Radio Rai. Il concorso, promosso dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, serve a valorizzare e incrementare le autonome capacità progettuali della città italiane nel campo della cultura. Il sindaco Lillo Firetto è stato anche quello più amato tra gli amministratori siciliani in Italia, secondo quanto stabilito da un'indagine effettuata da una società relativa all'apprezzamento dei sindaci, classificandosi al 28° posto con un indice di gradimento del 57,2%. Lei ha lanciato Agrigento Capitale della Cultura nel 2020, un progetto sicuramente molto ambizioso. È un progetto ambizioso, però è un progetto che secondo me è alla portata. Io vorrei, senza qui vendere la roba mia, ma se guardiamo le candidature delle altre città che si stanno muovendo verso questo stesso obiettivo e conosciamo la storia, intanto non c'è una città che ha 2600 anni di storia come la nostra, che ha un patrimonio archeologico come quello nostro, che è in fase anche di allargamento e di nuovi asset, vedi il teatro greco che abbiamo finalmente trovato. Ma Agrigento può dalla sua parte offrire una sedimentazione di cultura che non appare negli altri contesti. La stessa Pistoia, che è capitale della cultura per il prossimo anno, non lo è al pari di Agrigento, dico io. È evidente che noi dobbiamo fare uno sforzo grande. Il primo sforzo che dobbiamo fare è riappropriarci dell'orgoglio di essere agrigentini e viverlo fino in fondo. Poi non lamentarci sempre e dare la colpa agli altri, ma cominciare ad assumere questo orgoglio e declinandolo nel concreto. La classe politica faccia la parte sua migliorando i servizi, gli operatori commerciali facciano la parte loro migliorando i servizi, ciascun cittadino faccia controllo sociale sugli altri cittadini sul piano del decoro urbano e della pulizia della città. Se queste direttrici noi li batteremo, certamente Agrigento sarà capitale italiana della cultura. Sindaco, lei tra i sindaci più amati in Italia, è il 27°, il primo in Sicilia, dopo il sindaco di Bergamo che è il primo in classifica. Ecco, una notizia buona per lei. Fa piacere sapere che il lavoro viene apprezzato, poi siccome non è un lavoro che è stato fatto ad Agrigento, ma è stato fatto da un'agenzia che ha svolto la sua indagine in diversi capoluoghi italiani, non c'è dubbio, e quindi confesso di essere contento che questo accada, perché gli amministratori che sono sotto il fuoco di fila di tutti quanti per critiche quotidiane, anche a volte giuste, a volte assolutamente gratuite e inappropriate, sapere che c'è questo livello di fiducia ti fa dire che magari sei sulla strada buona e sei incoraggiato ad andare avanti di più e meglio.